di questa puntata. Giorgio Tronca del Grande Nord. Buonasera a tutti. Buonasera Tronca, Buonasera, grazie. Allora Giorgio Tronca, Grande Nord, come vi ponete oggi rispetto alla situazione di oggi, no? Quindi diciamo calo degli sbarchi, svuotamento lento degli hub. Tronca, Allora, volevo innanzitutto stasera volevo cominciare il mio intervento ringraziando una persona che purtroppo, questa persona è un grande amico, un grande guerriero, un grande lavoratore e soprattutto un grande veneto. Grazie Roberto Moser. E cosa che penso ci ricordi però se bisogna citato per chi non lo conosce. Roberto Moser circa un mese fa, il 22 di novembre, è improvvisamente mancato ed è stato colui che mi ha portato a Rete Veneta per la prima volta, circa un anno e mezzo fa, 2 anni fa, ed è colui che seguiva molto il meteo, seguiva molto l'ideale dell'indipendentismo, era un veneto a tutti gli effetti e rimarrà sempre un veneto a tutti gli effetti, secondo me. La situazione attuale è veramente catastrofica, cioè si è detto tantissime robe, si parlava del flash tax, si parlava del reddito di cittadinanza, adesso sta andando tutto in fumo, tutto in polvere sta andando. Cioè stiamo ancora parlando di immigrati che non si capisce se viene ancora, se viene andare via, quanti che viene, cioè non c'è niente di consolidato, è tutto così vago, è tutto, non abbiamo più punti di riferimento. Cosa si deve fare sti qua? Sti qua che un po' dice una roba, domani che dice un'altra, dopo domani si sente un'altra roba che non c'entra niente. Cioè, io veramente torno, mi vorrei dire una parola, però non la dico per rispetto per tutti, torno in giro, tutti gli effetti, cioè si è fatto votare dicendo che c'è del cambiamento, che sarà coloro che, e invece del cambiamento che vedo gran poco, anzi non vedo assolutamente niente. Per esempio che si sta l'8 dicembre che si sta queste 2 manifestazioni, una di Grillini diciamo, e una della Lega. Ero leghista prima di far parte prima il Veneto Grande Nord, mi sono reso conto della differenza che è enorme tra la Lega della volta e la Lega adesso. Cioè, mi vergogneria, diciamo, la Lega questa, cioè la Lega aveva un ideale. Allora l'articolo 1 diceva, parlava dell'indipendenza della Padania, punto. Non aveva ancora cavato questo articolo 1, non aveva ancora cavato e nonostante tutto l'unità, l'unione del nord al sud, addirittura mi ha fatto sorridere. Noi lottavamo quando ero in Lega, adesso assolutamente non sono più in Lega e tengo a precisarlo, da tempo ormai, noi lottavamo per degli ideali, avevamo dei punti, degli obiettivi dove arrivare. Noi che facevamo riunioni, non dicevamo non propagandavamo mia dicendo io non vado alla riunione perché io non vado di qua, io non ci sarò, ma cosa vuol dire? Cosa vuol dire non ci sarò? Cioè, se non ci sarò vuol dire che non mi interessa niente, sto a casa mia, faccio quello che... Non ha senso che venga fatta una propaganda, cioè come per dire alla gente che non va, cosa mi interessa a me? Io devo avere un obiettivo, devo avere un ideale, io devo credere in qualcosa. Invece non c'è più, continuo a dirlo, non c'è più niente. Giorno dopo giorno mi rendo sempre più conto che stiamo veramente perdendo, già che avevamo poco terreno sotto i piedi, adesso stiamo perdendo tutto. L'unica soluzione, secondo quello che penso me, sarà quella che vorrà un'indipendenza, perché l'autonomia di non parla tanto, pareva che fosse già il giorno dopo le votazioni, dopo aver inviato un mese, 2 mesi, adesso comincia a decurtare dei punti, va a finire che non si farà niente, o meglio no, si farà qualcosa per cercare
incontentare qualcuno, devono farli scioppare tutti, insomma, perché la gente comincia anche a essere stufa, no? Chi racconta tutte queste bugie, tutte queste robe. Un altro punto, come prima Nord, come Grande Nord, che è una confederazione, ripeto, una confederazione composta da vari partiti barra movimenti per ogni regione, siamo più regioni, noi puntiamo all'indipendenza, l'indipendenza di quello che sarà, non si deve ancora definire la grandezza, ma per l'indipendenza. Allora, Giorgio Tronca, la dignità della politica, il trasformismo, i cambiamenti. Beh, nel caso specifico del trasformismo, che è un evento che ritengo sia proprio, nel caso specifico parlo del rapporto che sta in lega tra Bossi e Salvini, cioè che c'è stato io ero un bossiano a suo tempo, e che c'è stato veramente un trasformismo che a mio avviso anche sta aiutando, adesso per dire, si parla di 49 milioni di euro che già sparire, non si sa bene dove gli sia, che deve restituire in 100 anni, 200 anni, 300 anni, e non è mia dignità, nel senso, cerchiamo di puntare sui valori, su quello che sia veramente giusto e corretto, anche nella politica, cerchiamo di capire nel nostro piccolo cose che bisogna fare per il ben comune, perché in definitiva niente, quando pensare al ben comune nostro, dei nostri figli, e guardando domani che c'è terrorismo, che c'è niente, non bisogno di controllo, il controllo più grande che c'è il territorio è più diverso che lei, perché c'è questo fattore qua, più fatica si farlo, cioè più grandi, se non più fatica si controlla, il controllo più grande su una famiglia si controlla, si sa quello che entra, quello che esce, si sa chi non ha da entrare, si ferma chi che, cioè un attimo da pensare un attimo di investire nel controllo, noi vi rendiamo conto che come residuo fiscale, torna al residuo fiscale, noi diamo via in un anno tra i 10 e i 20 miliardi di euro, che è una cifra astronomica, cioè pensiamo a fare in modo di controllare il nostro terreno meraviglioso. Sono d'accordo sul fatto che se meglio andare a Asiago, che se meglio andare... Cioè, montagne venete. Montagne venete. Oltre a Serra Venete. Ecco, stavo dicendo venete in particolare, cioè non stiamo fare la roba massa in grande, cerchiamo di guardare bene dagli altri, e dopo casomai ci cerchiamo, però si parte sempre dal piccolo e dopo pian piano conseguire la piena forza e la piena consapevolezza di quello che si fa, pian piano si può anche pensare, ma non si può mica partire in questo modo così disorganizzato, che va sempre peso, di giorno in giorno, più avanti che andiamo, sempre peso c'è e sempre peso sarà finché non era fatto qualcosa. Tronca, senta, noi siamo Veneto, Indipendenza Veneta hanno annunciato una fusione in vista delle prossime amministrative, voi fate parte di un cartello? Noi stiamo costruendo una grande famiglia, siamo disponibili a qualsiasi coalizione, abbiamo già una struttura ben solida, siamo disposti ed aperti a tutti, a qualsiasi condivisione di problemi, di qualsiasi cosa, perché in effetti l'unione di tutti questi gruppi indipendentisti veneti, se non c'è, non si va da nessuna parte. Dunque bisogna riuscire a mettersi coagulare, diciamo, queste forze. Esattamente. Allora, artigiani, imprenditori e altre categorie, ognuno vorrebbe che si facesse a modo loro, a favore loro sempre, e non sono mai contenti. Sindaco, che analisi è secondo lei? No, era una battuta, che mi permette. Sì. E quando si è rivolto ai veneti ha cominciato a parlare italiano. E questo perché il Veneto accoglie, e dunque ormai i veneti sono un po' tutti, no? Bravo, grazie per averlo. Ma l'avevo fatto tu sei perché trasformato in Ministero degli Esteri, in italiano. Ora su questo sei un artista corretto, rispondo in italiano volutamente, ma io dico... e complimenti, io non conoscevo niente fino a questa sera, complimenti perché il gas ha avuto mi stavo dicendo una cosa molto particolare, bravo.